Ecco, sintetizziamo la giornata di oggi, un evento qui svoltosi a Leonardo Sciascia. Sì, noi da lunedì abbiamo avviato un'intera settimana che abbiamo rivolto agli studenti delle prime e delle seconde classi e quest'anno anche agli studenti delle terze classi che lo scorso anno per la pandemia erano state escluse da un percorso che ha il suo senso solo se vissuto in presenza. Dicevo, una settimana di formazione dei nostri studenti e oggi siamo nel cuore della settimana perché abbiamo l'incontro con Teresa Manes, la mamma di Andrea, un ragazzo suicidatosi nel 2013 e passato alla storia come il ragazzo dai pantaloni rosa perché etichettato, bersagliato, accusato di essere omosessuale. Il nostro obiettivo è quello di formare all'interno di ciascuna classe 2 peer educator, ovvero 2 studenti che saranno le sentinelle dei buoni comportamenti e che cercheranno di fare rete tra pari, perché siamo convinti che la didattica persuasiva sia davvero quella efficace. Spesso il messaggio che da un adulto giunge da un adolescente non è sufficientemente compreso. Se sono i ragazzi ad essere educati al linguaggio delle emozioni, all'empatia, allora sì, sapranno mettersi nei panni degli altri e sapranno proteggersi e proteggere gli altri da comportamenti che purtroppo a volte possono persino portare al suicidio. Allora, abbiamo visto... Allora, questa giornata è una settimana, in realtà non è proprio una giornata, è una settimana che i ragazzi lavorano sull'argomento del bullismo, appunto. Si sta cercando in qualche modo di sensibilizzare i giovani per evitare che ci siano e continuino ad esserci questi atti che spesso e volentieri purtroppo portano, se non alla morte, sicuramente alla devastazione psicologica di questi giovani che poi hanno grosse difficoltà a cercare di risollevarsi dalla condizione, perché conosciamo perfettamente sia la realtà del bullismo che quella del cyberbullismo, che è anche più subdola e più invasiva in qualche modo. Quindi si sta cercando attraverso queste giornate di migliorare questa condizione, di cercare di lottare contro questa condizione che comunque non porta alla denuncia, non porta a manifestare il disappunto e la rabbia e il dolore per quello che avviene.